Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente immersi all'interno della nostra mappa, pronti a intraprendere una nuova avventura. Allora, quest'oggi cercheremo di portare avanti la nostra grande campagna in single player, sfruttando soprattutto l'esperienza dei giorni passati. Allora, abbiamo 3 problemi da portare a termine e 3 problemi a cui dare una risposta e una soluzione. Primo problema, il motivo per cui appunto i militari e gli agricoltori non stanno lavorando nelle proprie aziende. Questa disoccupazione un pochettino di massa. Mi avete fatto notare che secondo il primo principio della nostra il terzo principio della nostra Costituzione, le milizie che si devono formare devono essere composte da soldati diplomati. Bene, la nostra unica scuola non riuscirà sicuramente a soddisfare tutte le richieste dei nostri soldati, quindi questo settore appunto dell'istruzione dobbiamo necessariamente migliorarlo. Allora, io intanto ho impostato la modalità demolizione per quanto riguarda queste 4 torrette. Abbiamo per adesso il forte, abbiamo la nostra residenza che possono darci una mano in questo periodo di crisi economica e attendere quindi qualche anno e potenziare la sezione dell'istruzione. La sezione delle abitazioni, come potete vedere, cercheremo adesso di migliorarla. Abbiamo posizionato 4 case in questo secondo appunto questa linea retta. Io direi di dare una conformazione un pochettino più anzi esteticamente gradevole. Allora, eliminiamo questa piccola casa e ne posizioneremo un'altra appunto da questa parte. E inoltre, tramite i prossimi soldi che ci arriveranno ovviamente grazie alle nostre esportazioni, cercheremo di potenziare l'ambito appunto della nostra delle abitazioni e anche l'ambito della sanità. Abbiamo esclusivamente una clinica, quindi vediamo di potenziare un po' questo fattore. Il giornale posto appunto in questa ubicazione, in questa posizione, può essere utile ma fino a un certo punto, quindi adesso col passare del tempo deciderò se eliminarlo oppure no. Questa è la nostra sezione, come dire, un pochettino amministrativa, la nostra ambasciata con gli alleati all'interno, la nostra biblioteca ancora nella sezione ricerca dell'elettricità. Abbiamo 17 mesi ragazzi, quindi dobbiamo sfruttare questo periodo di 17 mesi per riuscire a migliorare le nostre posso opportunità. aiutarti? Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo piantagioni di ananas, piantagioni di tabacco che stanno funzionando alla grande. Questa piantagione di ananas addirittura è lotto di impollinazione, quindi io direi di lasciarla. Prima cosa da fare, riuscire a esportare questo pesce. Allora, per farlo dobbiamo necessariamente scegliere nella sezione del commercio qualcosa di più importante. Allora, la lana, vediamo un pochettino, pesce, esporta il pesce agli alleati. Elimineremo la nostra Margaret. La Margaret, come facciamo a rimuoverla? Attenzione, perché non possiamo rimuoverla? Allora, vediamo, la Guinevere, 0 navi su 2. Ah, probabilmente sono già in viaggio, maledizione. Ecco perché non le possiamo rimuovere. Vediamo un pochettino. Ecco, carico di lana, progressi del viaggio. Ah, in viaggio verso la... Ah, sta attraccando, questa deve essere... Ah, la Margaret, vediamo se possiamo adesso selezionarla. Eccola che arriva, vediamo se giunge in porto la nostra grande Margaret. La nostra grande nave ha una caldaia, sarà giunta appena adesso in porto. Fantastico. Allora, vediamo se possiamo adesso rimuoverla. Ecco qua. Le navi le abbiamo rimosse, quindi vediamo di aggiungere la Guinevere. E per quanto riguarda la sezione del pesce, esporteremo con la Margaret. Grandioso. La nostra nave mercantile sta iniziando ad esportare, quindi vediamo se abbiamo fatto tutto correttamente. Il pesce verrà esportato ai nostri alleati e la lana anche rispettivamente ai nostri alleati. Perfetto. Abbiamo demolito la sezione ovviamente delle torri d'attacco di difesa, va bene. E adesso dobbiamo concentrarci sulle abitazioni. Allora, queste 2 case popolari da questa parte io direi di lasciarle ragazzi. Magari creeremo un altro condominio corrispettivo a esse. Magari un'altra casa popolare qui, un'altra qui e un'altra qui. Un edificio appunto basato sulle case popolari. Nella parte sinistra io unirei questa strada con questa per creare qui un vero e proprio quartiere residenziale con delle missioni cattoliche e tanti altri elementi proprio vicino al molo. Intanto demoliamo. Io volevo andare a demolire anche qualche altro elemento. Per esempio questo campo di taglio lo potrei portare più in basso, qui a sfruttare queste foreste. Da questa parte abbiamo tantissimo territorio inesplorato, va bene. O addirittura andare a posizionare le nostre case un pochettino più in qua. La nostra fabbrica sta funzionando, va bene, abbiamo addirittura un leader sindacale. Nella nostra miniera posizionerei un bel magnate per aumentare l'efficacia di queste strutture. Va bene, per adesso credo che sto andando abbastanza bene per quanto riguarda questa sorta di idea. Quindi per quanto riguarda gli editti, per adesso non possiamo emanare nulla. Però col passare del tempo vedrò di utilizzare lo sviluppo urbano in modo tale da avere la possibilità di migliorare le nostre case, le nostre abitazioni. Grande. Allora, ecco che stanno arrivando delle nuove imbarcazioni. Vediamo, il raccolto è pronto anche per le piantagioni. I militari adesso non sono più un problema perché abbiamo eliminato le torri, ma più avanti li riposizioneremo. Allora, ecco che arrivano le nostre imbarcazioni. Intanto stiamo posizionando
Allora, vediamo qua col cotone, lo stiamo raccogliendo. Ecco che guadagniamo, ragazzi. Perfetto, i nostri nuovi guadagni. Allora, stoppiamo. Questi soldi sono importantissimi. Io direi addirittura di salvare a questo momento. Intanto, io incrementerei la possibilità di esportazione. Mettiamo una bella strada qui. Collocherei una bella sezione appunto di case. Allora, vediamo un po', residenze. Case popolari, le case. Allora, fornisce alloggio di 12 famiglie. Va bene, delle case vere e proprie. Puntiamo più sulle case. Allora, una casa qui, una casa qui, un'altra proprio dalla parte posteriore. E quindi 3 possono andare bene. Ne posizioneremo, ragazzi, 3 case a ogni esportazione. Inoltre posizioneremo un'altra sezione delle case popolari da questa parte, attaccata l'una all'altra. Vediamo se abbiamo i soldi per farlo. Va bene. Un'altra clinica appena possiamo. Intrattenimento. Giardino grande, giardino piccolo per incrementare la bellezza di questo luogo. Magari vicino alla biblioteca ne possiamo piazzare ben 2. Perfetto. Vediamo adesso di posizionare qualche altro elemento interessante. Una nuova missione cattolica. Eccola qua, fornisce religione ai cittadini che vivono nelle vicinanze. Missione cattolica proprio davanti al molo. Eccola qui. Imposteremo la priorità di costruzione e questi altri $3.000 sotto i 10.000 li spenderemo magari in un'altra sezione magari del campo da taglio per iniziare ad eliminare questi alberi qua sotto, quindi un'altra nuova opportunità di costruzione. Allora, vediamo di spendere altri soldini nella nostra, vediamo se possiamo trovare, eccolo qua, le taverne, i ristoranti. Io direi di andare magari a posizionare un ranch per quanto riguarda i maiali, per riuscire a migliorare sempre le possibilità di approvvigionamento di cibo ai nostri uomini. Allora, nella sezione ovviamente dei ranch, i maiali credo che vadano bene anche da questa parte. E ottimo lavoro. Continuiamo, procediamo lentamente, ragazzi. Le strade sono state rinnovate. Stiamo portando... Ah, dimenticavo, con questi altri soldi che ci sono arrivati posizionerei un altro ufficio dei camionisti. Eccolo qua, proprio in prossimità della nostra nuova azienda agricola, come dire, della nostra nuova sezione delle case popolari. Qui può andare bene. Allora, il giornale qui penso che possa andare abbastanza bene. Adesso collocheremo altre case lungo questa linea, lungo il litorale. Un'altra scuola, vediamo un po', istruzione, purtroppo costa parecchio. Mentre andrei a ricercare la sezione, vediamo un pochettino, ancora costa lo sviluppo urbano, maledizione. Vediamo di investire qualche altra cosa nella nostra industria. Un pontile, un'altra miniera, purtroppo non vanno bene. Allora, altro cotone potrebbe essere utile per la nostra fabbrica. Vediamo un po', cotone, caffè, fatemi pensare, ragazzi, perché invece non... Allora, nella sezione della distilleria di rum, vediamo. Allora, industria, produce rum partendo dallo zucchero. Infatti io direi, ragazzi, di sfruttare anche lo zucchero, perché mi sembra di aver visto in passato che la nostra isola era strapiena di zucchero. Eccola qui, infatti siamo proprio uno zuccherificio ambulante. Allora, vediamo un pochettino. Io posizionerei già queste prime piantagioni nei pressi della nostra sezione delle piantagioni, proprio da questa parte. Vediamo un po'. La prima piantagione da questa parte, la seconda, come dire, accompagnata a quest'ultima, proprio così, e magari attendere il prossimo turno di esportazioni. Una strada è collegata, ok. Allora, ragazzi, dobbiamo solo dare modo ai nostri uomini di procedere. Allora, scusate, ragazzi, come vi avevo detto, io avevo fatto molta esperienza nell'ambito coloniale, ma non credevo che la sezione dell'ambito coloniale durasse così poco. Siamo arrivati subito alle guerre mondiali. Io alle guerre mondiali non c'ero mai arrivato e non ho completamente esperienza, quindi la sto facendo adesso con voi. Allora, nella miniera il magnate lo dovevamo assumere, eccolo. Le case le stavamo per finire. Questa strada non mi piace così spezzettata, però, che è ma davvero uno schifo. Vediamo un po'. Allora, eliminiamola. No, come si elimina? Attenzione. No. Ah, ecco, così dobbiamo eliminarla. Vediamo se possiamo farcela. Ecco, perché non possiamo? Attenzione. Forse perché è in rinnovamento. Ah, dobbiamo forse attendere qualche altro momento. Vediamo un po'. Ah, ecco, la elimina piano piano lui, ok. Quindi vediamo di eliminarla, perché l'ho fatta un pochettino di corsa. Ecco, quella può andare bene. Avanti, portiamola via. Allora, io direi di condurre una bella strada. Allora, vediamo se possiamo farcela con calma. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco, ragazzi, adesso è anche un pochettino più gradevole. Vediamo se possiamo andare avanti. Sta funzionando. Ah, siamo in pausa. Vediamo. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, continuiamo.
Eccola qui, la nostra nuova strada appena adesso edificata. Torniamo un attimo in pausa. Abbiamo del pesce 1.700 contro 3.003, totale quasi 5.000. Quindi dobbiamo esportare tutta questa roba. Continuiamo. La nostra chiesa, la missione cattolica sta per essere edificata. A breve emaneremo anche un editto per migliorare quest'ambito. Allora, ecco che arrivano altri soldini dalle nostre mercanzie tropicali. Ok. Tanto la nostra piantagione di tabacco probabilmente non ha nessuno, poiché non abbiamo degli analfabeti disponibili. Eccone qua un altro. La nostra torretta militare ancora niente. I prossimi soldi miglioreremo l'istruzione, ragazzi. Una missione. Dov'è? I miei collegi diplomatici vogliono che commettiamo il peccato della tautologia, ossia che ci alleiamo con gli alleati e che creiamo un asse con l'asse. Ah, ma non mi piace questa cosa. Unisci degli alleati siglando un'alleanza e questo annullerà l'offerta dell'asse. 20 i rapporti con gli alleati, meno 20 i rapporti con l'asse. Sì, io ragazzi incrementerei le nostre possibilità con questi alleati, perché sicuramente possono essere d'aiuto. Sappiamo che l'America è una superpotenza, sappiamo già nel 19 che l'America vincerà la guerra nel 45 e quindi magari possiamo stringere un'alleanza. Allora, per l'alleanza richiedo 80 di rapporto, siamo a 59, ma dobbiamo attendere ancora qualche anno. Va bene, procediamo. Andiamo avanti. Porto grandi notizie. Ah, vero, il membro della tua casata ha fatto ritorno dopo 2 anni e quindi sicuramente vuole attuare qualche idea. Riforma dell'immigrazione, editto di esproprio, l'ho costruito io. Riforma dell'immigrazione, 30 persone nuove immigrate arriveranno a Tropico. Il nostro presidente è pronto, vediamo se arrivano altre merci, perfetto. Le banane ci stanno portando avanti, ok, l'industria sta andando benissimo avanti. Le altre piantagioni sono qui, per adesso vanno bene. L'edificio dei maiali, ok, lo stanno per ultimare. Va bene, vediamo di edificare queste belle case. Con l'almanacco possiamo notare la felicità sta aumentando anche per quanto riguarda le abitazioni. La sanità per adesso è molto bassa, però stiamo ragazzi, stiamo migliorando anche con la religione. Quindi vediamo di procedere. Una nuova nave. Intanto qui purtroppo non ci sono lavoratori. Vediamo di dare un'occhiata alla nostra Costituzione. Teocrazia, diritto di voto, forze armate, democrazia, pensionamento tardivo, va bene, mentale, cittadinanza nazionale, va bene, ok, non abbiamo problemi. Ecco che arriva una nuova imbarcazione, vediamo quello che abbiamo portato, c'è davvero tanta roba da queste parti, vediamo un pochettino, ecco che arriva la nostra nuova imbarcazione, c'erano 1581 dollari disponibili, tanto stiamo cercando di concludere la nostra missione cattolica, eccola qua, qualche nuovo prete cercherà di arrivare dall'estero ed ecco una nuova missione. Un uomo per la strada mi ha detto che la salvezza bussa alla nostra porta. Pensavo fosse un prete, ma forse era solo un ubriacone. Costruisci un edificio religioso, lo faremo. Allora, l'abbiamo appena adesso costruito, maledizione. Dovevamo... va bene, siamo stati un po' sfortunati, però non importa. Intanto stanno arrivando nuovi soldini e nuovi cittadini a Tropico. Allora, stiamo riuscendo a guadagnare soldi per quanto riguarda il debito pubblico. Grandioso. Vediamo se riusciamo ad incrementare la nostra possibilità. 30 cittadini giunti a Tropico cercheranno sicuramente del lavoro e gli alleati ci inviano 5.000 dollari da investire immediatamente nella nostra sezione dell'istruzione, scuola superiore. Allora, la posizioneremo proprio qui davanti alla nostra, vediamo un po', qui c'è un piccolo spazietto, mamma mia, guardate un pochettino dove ci riusciamo a infilare. Allora, va bene, stiamo raggruppando tutti i nostri edifici importanti da queste parti, altri soldi per una bella casettina, eccola qua, residenze, un'altra bella casa, proprio dietro all'altra, eccola qui, abbiamo altri soldi per emanare magari un bel editto dello sviluppo urbano, conferma, ok, in modo tale da essere più competitivi. Allora, ora costano la metà sicuramente le case, quindi vediamo di posizionarne ancora un'altra proprio dietro e attendere la prossima ondata di esportazioni. Quanto siamo con elettricità? Manca poco. Edificio demolito, nessun albero, adesso lo porteremo un pochettino più avanti. Altri soldi, perfetto. Allora, intrattenimento, turismo, vediamo un pochettino, un'altra chiesa ragazzi, vediamo di posizionarla questa completamente da questa parte, vediamo un po' dall'altra parte, 3 chiese in città, vanno bene, questa è la sezione delle case popolari nel centro città, vediamo di posizionarne appunto un'altra, proprio qui vicino, un'altra bella casa popolare in maniera longitudinale, ok, queste case popolari verranno migliorate con l'aumento del budget. Buongiorno. Sì, ciao amico mio, perfetto, questa va bene, la chiesa,
invitiamo un lavoratore straniero, anzi 2 lavoratori stranieri per renderla immediatamente attiva. Ok, ecco appunto i nostri 2 lavoratori stranieri che diffonderanno il credo cattolico, 38.000 mercanzie esportate e altri cittadini sono giunti a Tropico. Va bene. L'economia per adesso, ragazzi, si basa sulla nostra grande azienda tessile, però purtroppo dobbiamo solo attendere qualche anno per le riforme. Allora, vediamo un pochettino. Un responsabile per la nostra sezione della scuola, ecologista, avido, aumenta il budget mentre l'efficacia degli edifici nelle vicinanze aumenta di 1. Aumenta la bellezza, proprietario, aumenta la qualità abitativa delle residenze. Ce ne sono parecchie, non direi. Quindi aumenta il budget del 5%, il denaro viene trasferito. No, va bene, per adesso lasciamo perdere. Cosa succede? Salve. Ciao. Il morale in America è davvero sotto i tacchi. E questo non posso proprio sopportarlo. Frutta. Se c'è una cosa che non mi va proprio giù, è la mancanza di entusiasmo. Frutta per i nostri uomini per aumentare l'entusiasmo. Lo faremo. Intanto, qui stiamo esportando del pesce. Vediamo se riusciamo ad esportarlo, ragazzi, perché io, avete visto, ho fatto partire la nostra imbarcazione nel commercio. Eccolo qua. Stiamo mandando appunto delle unità di pesce. Abbiamo esportato ancora nulla, però dobbiamo riuscire a portarlo, questo dannato pesce, nella nostra sezione principale. Vediamo se i nostri trasportatori si muovono a portarlo, perché è tutto collegato, avete visto? Io, cioè non capisco perché il pesce non viene guardate quante casse che ci sono. E il bello è che tutto è collegato, quindi dobbiamo portarlo immediatamente. Vediamo un po'. Io avevo visto che nella sezione del... Eccola qui. Dovevamo portarlo immediatamente. Cioè, abbiamo posizionato qui, ecco qua, l'edificio dei camionisti. Vediamo di metterne ancora un altro, magari. Ragni tropicali giganti, presidente. Siamo nel mezzo di una crisi. Dobbiamo agire in fretta. Ecco qua, le navi appunto dell'asse si ritrovano nelle vicinanze di Tropico perché sicuramente vogliono farci a pezzi. Dobbiamo riuscire, ragazzi, a contrastarli. Allora, vediamo un po', sono appunto dall'altra parte del mare, quindi vediamo un pochettino. Stanno arrivando delle nuove imbarcazioni. Intanto, ecco qua, questo è l'ufficio dei trasportatori. No, deve essere qua l'ufficio dei trasportatori. Adesso lo posizioneremo da questa parte. Le navi da guerra della potenza dell'asse sono arrivate, va bene. Intanto io direi di lodare magari anche gli alleati. Sei sicuro di voler lodare la potenza degli alleati per migliorare le... Certo. Ok, siamo riusciti a farlo, abbiamo una situazione ottima, ci troviamo adesso con ottimi rapporti. Vediamo se possiamo magari l'alleanza ricerca buone maniere. Ok, lo faremo immediatamente. Allora, nella nostra sezione della ricerca, buone maniere deve essere appunto qui, perfetto. E cercheremo di portare avanti questo ideale. Allora, vediamo un po', nuove case appena adesso costruite. Siamo sotto, ragazzi, con i nostri soldi. Speriamo di esportare tutto alla grande. Abbiamo grande roba, eccola qui, profitto previsto tantissimo. Bene. Con questi soldi rilanceremo un attimo la nostra agricoltura. Eccolo qui, piantagione. Dobbiamo esportare frutta, quindi vediamo un po'. Grano, ananas, tabacco, zucchero, caffè, cacao, banane. Posizioniamo un'altra zona di raccolta di banane. E anche con questi soldi che ci sono arrivati, io direi una nuova... non ricordo il nome. Un ufficio dei camionisti qua, ragazzi. E aumenteremo immediatamente, anzi, costruzione rapida, ragazzi. Lasciamo perdere, in modo tale da riuscire a esportare al massimo questa nostra merce. Il pesce lo stiamo iniziando ad esportare. Allora, ecco i nostri nuovi lavoratori. L'industria, eccola qua, di rum. Vediamo se ce la possiamo fare. Produce rum dallo zucchero. Il tabacco io al più presto lo convertirei in zucchero. Cambia raccolto, zucchero. Possiamo farcela? Lo faremo. Intanto l'asse sta arrivando e dobbiamo avere ottimi lavoratori. Qui purtroppo non ci sono... ecco le nuove insegnanti, responsabili, glielo dobbiamo mettere. Mettiamo anche un proprietario per aumentare la qualità abitativa di queste case popolari. Allora, fermiamoci. Potenziamo il fortino militare. Eccolo qua, armi moderne. Sostituisci la fanteria coloniale con delle armi vere e proprie. E anche lo squadrone della morte personale. Oppure no, meglio andare a potenziare qualche altra cosa, come per esempio le case, l'elettricità. Niente. Missione cattolica, aiuto comunitario, aumenta 10, massimo di 20. No, io voglio migliorare qualcosa di più importante, come per esempio, vediamo un po', il negozio di alimentari funziona, mercato locale, la qualità del cibo aumenta di 20, ma anche il budget richiesto sale del 20%. L'ufficio di costruzioni non può essere... La nostra fabbrica è migliorata. Ancora no. Implemento dell'officina. Wow, quanto costa. Dobbiamo fare qualche miglioramento mirato. Allora, cosa possiamo migliorare? La nostra miniera. Frantumatore pesante. L'efficacia aumenta di 20, ma la qualità del lavoro diminuisce. Il giornale sta funzionando per adesso bene. Pubblicità pagata. Vediamo la nostra sezione dell'educazione. Educazione interattiva dovevo fare. Ah, vabbè, manca ancora un po' di tempo.
Responsabile, qui non ce n'è bisogno. Io metterei un responsabile nella nostra miniera. C'è il magnate, magari anche nella nostra missione cattolica. Ecologista, aumenta la bellezza, mentore. L'efficacia, avido, no. Dobbiamo riuscire a studiare qualche altro, come dire, qualche altra strategia. Allora, vediamo. Per adesso riserviamoceli questi proprietari. Un ristorante, come va invece l'almanacco? Sanità, giusto. Allora, ecco quello che dovevo fare. Imposteremo un nuovo responsabile all'interno di questa sezione. L'efficacia degli edifici aumenta. Allora, posizioneremo anche una nuova sezione per l'assistenza sociale, una nuova clinica. Anzi, si poteva fare l'ospedale. Vediamo, stazione di polizia, ospedale. No, ok, eccolo qua. Nuova clinica potenziata con ala ospedaliera di $5.000. Perfetto, continuiamo. Allora, arriva una nuova nave con altre mercanzie. La frutta la stiamo esportando. Ah, l'altro edificio religioso. Ecco che arrivano altri soldini. Un altro edificio religioso. Una missione cattolica con appena $2.000 nelle vicinanze. Quindi no, stiamo costruendo la chiesa. A posto. Arriva... Presidente, un'invenzione gloriosa. L'elettricità. In pratica si tratta di fulmine a comando. La puoi anche creare da solo con un palloncino e un po' di sfregamento. Un po' come si fa per imitare le flatulenze. Centrale elettrica. Sarà utile, ragazzi, per migliorare le nostre possibilità. Allora, vediamo un po'. Il flusso di denaro sta aumentando. Secondo i miei libri di psicologia, ora dovrei darti un premio. Così magari inizierai a prendere più decisioni intelligenti. Riduzione del 20% degli edifici industriali per i prossimi 5 anni. Va bene. Inoltre ci uniremo agli alleati al più presto. L'ambasciata dov'è? Buone maniere. La stiamo ricercando, credo. Vediamo un po'. Intanto con le guerre mondiali. Debito sovrano. Gestisci il debito sovrano mettendo e ricomprando obbligazioni. Potrebbe essere utile. Allora, vediamo cos'è. Puoi emanare delle obbligazioni per incrementare il debito sovrano. Otterrai denaro per le casse dello Stato, ma Tropico dovrà pagare interessi. Vabbè, no, niente. Vediamo un pochettino. Sussidi per l'agricoltura, proibizionismo, tassa sulla ricchezza. Va bene, per adesso niente. Ok, le nostre nuove aziende di zucchero come stanno andando? Stanno per essere prodotte. Le abitazioni, vediamo qui come vanno. I residenti già ci sono. Ok, e la qualità sta aumentando. Le case popolari, vediamo un pochettino. Adesso cercheremo di posizionare una nuova centrale elettrica. Il problema sono le navi dell'asse che mi spaventa, ragazzi. Abbiamo qui armi nuove, però questi militari che non arrivano. Vediamo un po'. Ecco, avete visto, già abbiamo un budget altissimo per le nostre scuole. Qui addirittura non sono disponibili. Ecco, vedete che serve un'istruzione della scuola superiore. Però probabilmente gli altri elementi che fuoriescono dalla nostra scuola arrivano e si incentrano in altri argomenti, in altre aziende. Quindi questo sarà appunto il problema, perché appunto non abbiamo militari. Vediamo un po'. Intanto aumentiamo la velocità. Ok. Bene, sono arrivati altri soldini. Vediamo cosa possiamo fare. Io posizionerei un'altra clinica. No, io intanto stopperei. In questa clinica magari otterrei un potenziamento dell'ala ospedaliera. E poi con questi altri soldi che ci sono arrivati io inizierei già a posizionare intanto un'altra piantagione di zucchero qua sotto. Sarà la nostra nuova economia. Eccola qua, questa deve essere appunto la zona dello zucchero. Ne metteremo un'altra qua dietro. Così, vediamo un po'. No? Sì, perfetto. E collocheremo anche una bella strada. Bene. Perfetto. Bene. Così riusciremo sicuramente a dare una mano alla nostra azienda per crescere. E inoltre, centrale elettrica. Vediamo adesso di attendere per la centrale elettrica. Collocherei immediatamente una bella industria di room. Però servono sempre altre case. Quindi vediamo un po'. Residenze, casa. Sempre qua dietro, ragazzi. 1, 2 e... No, 3 no, perché faremo una bella, un bel campo da taglio. Eccolo qua, lo stiamo finendo. Allora, con questi soldi io cercherei di mettere un altro giardino grande per aumentare la bellezza da queste parti. Per esempio, un giardino qui all'entrata del porto potrebbe essere interessante. Anzi no, più che all'entrata del porto lo metterei qua vicino, in modo tale da creare un ambiente un pochettino più idoneo. Eccolo qui, un parco appunto per far divertire la gente.
E per quanto riguarda invece sempre la sezione delle chiese, giornale, vediamo un po' istruzione e ricerca, un'altra scuola superiore potrebbe essere utile, ragazzi. Quindi io la posizionerei proprio qua, di fronte alla nostra al nostro grande mare. Allora, un'altra sezione per la scuola superiore, e con questi altri soldi che ci rimangono io inizierei magari a potenziare anche l'ambito delle case. Vediamo di mettere un'altra casa. Attenzione, mettiamoci bene. No, così. Benissimo, andiamo avanti, ragazzi. Sembra che la situazione sta appunto migliorando, però non è mai detta l'ultima parola. Attenzione che arrivano nuove monetine. E vediamo un po'. Fondo di pronto intervento, martedì grasso. Aumenta la qualità del servizio degli edifici di intrattenimento e il livello generale di crimine sull'isola. Va bene, faremo divertire un po' la popolazione. Intanto una taverna qua sotto, e al massimo altri cittadini sono giunti a Tropico. Vediamo un pochettino. Negozio di alimentari, credo che uno possa bastare o no, vediamo. Trattenimento, le abitazioni stanno aumentando, la libertà, la religione è aumentata tantissimo, la sanità sta aumentando. Abbiamo 2 cliniche, io ne posizionerei un'altra anche qui. Vediamo un po' se può andare bene, anzi più che un'altra. Ottimo lavoro, non ha avuto alcun effetto e il paese è ufficialmente entrato in depressione. Ma sappi che ho comunque apprezzato lo sforzo. Alla fine anche il mercato della frutta è andato in tilt. Proviamo qualcos'altro, più commercio con l'estero, più spese governative, soluzione militare. Cosa sono queste cose? Vediamo un po' se possiamo capire qualcosa. Questo punto esclamativo deve sicuramente farci capire qualcosa. Soluzione militare mi sembra forse l'ambito più adatto. Vediamo che cos'è. Vediamo un po'. I miei collegi diplomatici vogliono che sì. Allora, vediamo come possiamo unirci, ragazzi, agli alleati. Innovazione è disponibile tra 3 mesi. Siamo per adesso in pieno accordo. E con questi soldi dobbiamo fare qualcosa. Allora, altre case o altra sanità. Con la sanità come va? Questa zona deve essere piena, no? Lavoratori, efficacia 101%. Qui efficacia 110%. Io andrei a posizionare magari anche una terza clinica per questa nostra popolazione. La posizionerei magari, anzi io direi di creare qua, ragazzi, delle strade come per esempio questa. Ok, andiamo così. Un'altra bella strada che va a unire questa, così. No, non mi è riuscito. Ah sì, perfetto. Così. Così. Ecco. Anche così. Così riusciamo, ragazzi, a spezzettare meglio il paesaggio. Un'altra per esempio qui. Attenzione. Ecco. Va bene. Così. Oh, la popolazione. Ok, funziona, penso, eh? Ok, stiamo registrando. Grande. Allora, vediamo un po'. Il campo da taglio è stato appena adesso completato. Il parcheggio, aumenta il numero di utilizzatori delle vetture. Va bene. Un'altra residenza, un'altra casa. Proprio maledizione, qua non vedo niente. C'è la foresta di Sherwood. Vediamo di metterci meglio. Così. Una qua. Una qua. Una qua. Ok, vediamo di posizionare anche un'altra, magari un'altra bella taverna. Io non capisco, la sezione rossa vuol dire che c'è poco intrattenimento. Vediamo se possiamo posizionare un'altra taverna proprio da questa parte e magari costruirla rapidamente. Ok, in modo tale da essere rapidi. Ok, la stiamo costruendo. Vediamo, sì, perfetto. Bene, ragazzi, stiamo procedendo alla grande. Ho seguito alla lettera i vostri consigli e la situazione economica si sta appunto migliorando ogni giorno che passa. Un'altra zona per lo zucchero. Vediamo un po'. Un'altra zona per lo zucchero qui. Attenzione. Eccola qua. Allora, quanto costa? Allora, io costruirei rapidamente tutte queste zone, ragazzi. 1, 2, 3 e 4. Infischiamocene dei soldi per adesso. Dobbiamo rendere lo zucchero disponibile alla nostra popolazione. Eccole che crescono, ragazzi, dal suolo. 1, 2, 3. Che la sia fatta appunto la costruzione immediatamente. Fantastico. E cercheremo adesso. Ecco, già ci sono lavoratori che arrivano. Bene, però ancora i militari non si fanno vedere, nonostante le 3 scuole quasi posizionate. Un giardino, un giardino, un giardino, un giardino. Eccolo. Qui. E un altro qui. Bene, vediamo di mettere anche dei giardini piccoli. 1, 2 e 3 per fare una sorta di Green Park. Eccolo qua. Grandioso, stiamo riuscendo ad avanzare alla grande. Qui altro cotone, i maiali qua ancora li devono ultimare.
posizionerei un altro ufficio di costruzione, ragazzi, qui adesso, in modo tale da avere le possibilità di costruire quando andremo ad espanderci verso questa zona. Il problema sono sempre i militari, perché se ci attaccano gli uomini dell'asse siamo fritti e rifritti. Io intanto salverei la partita, ragazzi, vediamo un po'. Bentornati. Allora, abbiamo salvato la partita, così siamo a posto. Allora, riassumiamo un po'. Stiamo posizionando tantissime case lungo questa via. Eccole qua, tanti appalti pronti. Eccole qua, case anche messe in modo diverso. La nostra missione cattolica. Ok. Potete vedere anche i nuovi campi da taglio posizionati qui, le nostre nuove case popolari, ed ecco la città inizia ad assumere anche una conformazione un po' più esteticamente gradevole, date un'occhiata. Il problema, ragazzi, sono sempre i militari. Lo so che mi avete detto che l'educazione è importante perché ho scelto soldati diplomati, però il problema è che io ho posizionato delle scuole, ma purtroppo non vanno a lavorare là dentro. Io direi anzi forse di eliminare anche quest'ultima sezione e poi ne costruiremo un'altra. Abbiamo posizionato, ragazzi, quasi 3 scuole. Io mi ricordo nel vecchio tropico c'era la possibilità di mettere quale dell'educazione si preferiva, militare, ecclesiastica e generale. Qui purtroppo non si può fare, quindi ancora non capisco perché. Va bene, le piantagioni di zucchero già stanno lavorando. Con i prossimi soldi che ci arrivano costruiremo una distilleria di rum. Intanto ci possiamo unire con gli alleati. Quanto manca? Una biblioteca. Io intanto direi di aumentare l'educazione. Qui, eccola qua, gli americani, efficacia al massimo. Quanto stiamo portando? 14.000 e 3.000 dall'altra parte. Anzi no, 32.000. Ok, qui abbiamo i nostri campi di tabacco, se non sbaglio, vero? Ananas, tabacco per far fumare qualche sigaro alle persone. Qui per adesso va meglio. Vediamo come va. Sanità è aumentata, abitazioni sta aumentando. Potete vedere come l'editto dell'edilizia sta funzionando. Eccolo qua, vediamo un pochettino. Va bene, procediamo, ragazzi, procediamo. Tanto il nostro presidente, eccolo qua che cammina. Ti ascolto. Proprietario di una pepita d'oro dalla forma bizzarra, vi ricordate? Allora, vediamo qui come sta andando. Ok, allora, il nostro debito pubblico sta diminuendo. Speriamo che arrivi una nave in questo porto, così ci riempiamo un pochettino di soldi. No, attenzione. L'esercito? Accidenti. Mi sembra una misura un po' eccessiva, nonché poco democratica. Ma va bene. Ordinerò ai miei generali di radunare le truppe e di seguire l'esempio dei tuoi uomini. Allora, 2 edifici militari gratuiti. Assegna almeno 2 responsabili a edifici militari. Accetta. Allora, questo è un edificio militare. Il palazzo, ma non lo so. Quindi un responsabile. Già abbiamo un supervisore. Quindi abbiamo... allora, io intanto posizionerei... Allora, aspettiamo i nuovi soldi. Eccoli che arrivano, che stanno entrando in porto. Allora, ragazzi, quest'ambito dei militari. Già ne abbiamo uno. Ecco che arrivano tutti i nostri soldini. Perfetto. Avanti che riusciamo ad esportare. Ok. Eccoci. Allora, questo deve essere un edificio militare ecologista. Aumenta la bellezza intorno al palazzo, può essere utile. Vediamo un po' se funziona. Purtroppo la nostra... Ah, no, non ha funzionato, perfetto. Vediamo se finisce la missione. Ci assegna questa sorta di ricompensa il nostro uomo. Eccoci. Intanto vediamo di assegnare, di prendercela questa bella ricompensa e posizionare adesso immediatamente i nostri edifici militari. Allora, gratis, base militare, fornisce una squadra di carri armati. Questa la posizioniamo, ragazzi, qua, proprio molto vicino alla nostra città, eccola. E anche una caserma, fornisce una squadra di fanteria. Ok, abbiamo sfruttato la palla al balzo, ragazzi. Quindi, ecco, e poi vedremo di posizionare anche la nostra distilleria di rum qui. No, anzi no, questo posto mi sembra non adatto. Un po' più in qua. Per esempio no, questo è un territorio inesplorato. Va bene, qua davanti. Ok, quanto? 16.000 per costruirla rapidamente. Costruzione massima. E posizioniamo anche una nostra nuova fabbrica di costruzioni. Vediamo se la troviamo. Costruzioni. Qui. Fatto. Bene, ragazzi, siamo arrivati al momento adatto per completare ovviamente tutto quello che potevamo. L'ufficio di costruzione è stato ultimato. Col commercio stiamo andando bene. Stiamo esportando ancora del pesce verso gli alleati. Altra lana. Io adesso metterò un altro porto al suo posto. Ok, vediamo di metterlo appunto dove è opportuno. Vediamo, no, qui no. Da questa parte un altro bel porto disponibile per iniziare ad avere un'altra nave e iniziare ad esportare qualcosa di grosso. Attenzione. No, facciamo così. Va bene, allora
siamo riusciti a fare tutto quello che potevamo per adesso. Avete visto come la nostra situazione sta migliorando rapidamente. Ho imparato a gestire meglio la situazione anche nelle guerre mondiali. Abbiamo adesso la parte più divertente, più esteticamente piacevole, questa della nostra missione cattolica. L'altra chiesa è disponibile, aumentiamo la sua capacità di fornire religione, come dire, una religione adatta alle persone, addirittura una scuola superiore, metterei anche un supervisore della nostra chiesa, efficacia della qualità del lavoro, efficacia aumentata e qualità del lavoro ridotta. Sì, va bene, può essere adatto. Va bene ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra avventura. Avete visto come ho migliorato decisamente le possibilità del nostro impero. Ci lanceremo come al solito più avanti nel prossimo gameplay, nei prossimi mesi, per vedere un po' quello che accadrà. Vi ricordo che la Costituzione, tra poco avremo le buone maniere disponibili e sicuramente ci sarà molto altro da vedere. Per quanto riguarda Watch Dogs, ragazzi, ho testato la qualità video del gioco e tra poco arriveranno dei nuovi video. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!